E mi guido con la Teresina, perché dopo la tua elettrica tu? Perché è il metano. Ma io che voglio via è già tutto perfetto. Non si dà pace Maria Zanconato, 89 anni, per l'incidente che ha portato all'improvvisa scomparsa della sua coetanea vicina di casa ad Arzignano. Teresina Fracasso, infatti, è stata trovata morta dai vigili del fuoco questa mattina nella sua abitazione in via Calavena Alta. I pompieri erano accorsi verso le 7:30 a seguito della segnalazione di un incendio all'interno di questo immobile. I soccorritori, una volta entrati, hanno trovato i locali invasi da fumo denso e acre. A terra, nei pressi di un divano consumato dalle fiamme, hanno trovato l'anziana donna priva di sensi. Inutili tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del SUEM, che poco dopo hanno dovuto constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi, che con i tecnici dei vigili del fuoco dovranno appurare ufficialmente le cause dell'innesco. La signora Maria nel frattempo non ha dubbi a sprigionare le fiamme la stufetta di cui la sua amica Teresina si serviva per tenersi costantemente al caldo. E mi sono andati ieri a trovarla. Non c'ho problemi perché aveva la stufetta insieme al divano d'elettrica. Mi dicevo, Teresina, è troppo caldo, c'è questa qua, dico, perché sei lì? Ecco, sono stati insieme che mi parla. È quello che deve andare a casa a riposo, non era più stare qua a casa da sola. Ci dispiace tanto, perché era sempre una donna abbastanza gagliarda, per l'età che aveva era una donna abbastanza dinamica, cioè anche abitava sempre da sola, voleva fare tutto da sola. Mi dispiace.